Mi siedo alla mensa dei gloriosi gialli del Podgora, 11° Fanteria, brigata casale nel Forte Corbin. Pranzo giocondo, chiassoso. Circa 30 ufficiali pigiatissimi che, divorando rossa pasta asciutta, parlano golosamente della prossima inevitabile offensiva austriaca. Questo è quello che scrive lo scrittore e poeta futurista Filippo Tommaso Marinetti nel suo romanzo Vissuto l'alcova d'acciaio. E noi, in virtù di tanta memoria, vi portiamo in una nuova avventura con i nostri itinerari turistici al forte di Punta Corvin di Roana. Al forte di Punta Corbin, un forte costruito nel 1906 su uno sperone di roccia, e ne parliamo con la proprietaria Ilaria Panozzo. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Ida e benvenuti. Grazie. Qui ci troviamo a Forte Corbin, costruito, abbiamo detto, su uno sperone di roccia. Un paesaggio veramente importante perché vediamo una vallata alla nostra sinistra. Sì, quella che vediamo è la Valle dell'Astico e il Forte Corbin è stato costruito qui proprio in funzione di questa vallata, perché era necessario, in vista di un conflitto contro l'Austria, sorvegliarla ed eventualmente difenderla. È un forte italiano della Prima Guerra Mondiale che dal 1942 è proprietà della mia famiglia e dagli anni 80 abbiamo iniziato i lavori di restauro, di recupero e di valorizzazione, e adesso lo abbiamo trasformato in un grande museo all'aperto visitabile da tutti i turisti che lo desiderano. I turisti che arrivano qui sicuramente non sono da soli, ma trovano te e la tua famiglia per le visite guidate. Sì, le visite guidate le curiamo proprio noi per accompagnare i visitatori a conoscere questa fortezza e la storia che evoca. Raccontiamone la storia. Il forte di Punta Corbin è stato attivo soprattutto nel 1915, quando ha bombardato Luserna, un forte austriaco che si trovava a Luserna. L'anno successivo è stato poi occupato dagli austriaci nel 1916 durante la Strafe Spedizione ed ha subito quindi un mese di occupazione avversaria. Dopodiché è tornato ad essere italiano e a quel punto è stato utilizzato come osservatorio, proprio grazie al panorama che abbiamo visto finora, che consentiva di sorvegliare la valle e le montagne circostanti, e quindi ha dato la possibilità a questo forte di essere utilizzato fino alla fine della guerra. Qui la montagna è stata proprio modificata. Assolutamente sì, hanno proprio sbancato la montagna per costruirci addosso il forte, e vedi, da qui si vedono anche ancora i solchi delle mine che hanno utilizzato per rompere la roccia. Qui ci troviamo nella mensa ufficiali. Sì, questa era la mensa degli ufficiali di cui parla anche Marinetti nella sua opera L'alcova d'acciaio, e adesso è diventata uno spazio espositivo dove ogni anno ospitiamo una mostra diversa, ma al piano inferiore c'è la particolarità di questo forte. Qui una volta si faceva il pane. Sì, Ida, devi sapere che questo è l'unico forte ad avere il forno per il pane al suo interno. Nessun altro forte faceva il pane all'interno della fortezza, perché il rancio arrivava da fuori. E questo è un forno molto grande, perché molto grande era il forte e quindi doveva produrre pane per tutto il personale. Ma era qui, dietro di noi, che si svolgeva la guerra vera e propria, l'offensiva. Sì, questa era la sede dove c'erano i 6 cannoni da 149 mm che sparavano contro l'Austria. Da questa posizione, infatti, i cannoni potevano sparare in tutte le direzioni, e il Forte Corbin in questo modo aveva la possibilità di operare, militarmente parlando, le proprie disposizioni. In questo corridoio c'era il brulicare dell'attività militare, perché qui si trovavano le torrette dei cannoni.
Adesso entriamo nella galleria trasversale di accesso alla caponiera e scendiamo al piano inferiore. Ma che cos'era una caponiera? Non era altro che la postazione per le mitragliatrici. È una galleria lunghissima. Sì, questa galleria è tutta sotterranea e attraversa completamente il territorio del forte. Questo per consentire ai soldati che vivevano nella fortezza di spostarsi comodamente e rimanendo sempre protetti all'interno del territorio della fortezza. E qui si esce sul fossato anti-uomo. Sì, è un fossato che doveva impedire agli avversari di entrare nella fortezza. Si chiama anti-uomo perché era protetto da mitragliatrici che sparavano per tutta la sua lunghezza e quindi chiunque vi entrasse non aveva possibilità di scampo. Ma adesso portiamo subito i nostri telespettatori al museo, sì. Un museo veramente importante con reperti storici e reali dell'epoca. Ed eccolo il nostro museo al piano superiore. Sì, queste sono le stanze dove abbiamo allestito una mostra di tutti i reperti che abbiamo trovato durante i lavori di restauro. Ci sono oggetti personali dei soldati che testimoniano il loro passaggio per il Forte Corbin, ma anche tantissime fotografie che mostrano com'era il forte in tempo di guerra. Ma noi non vogliamo svelare subito tutto perché attendiamo i nostri gentili telespettatori a poter venire visitare questo grande museo, questo importante forte. Ilaria, sta uscendo il sole e a Forte Corbin la giornata non finisce qui, anzi inizia perché stanno arrivando le nostre macchine d'epoca, ma questa è un'altra storia da raccontarvi. Roana e le sue 6 frazioni, il territorio più vasto dell'altopiano dei 7 comuni, e ne parliamo con il vice sindaco Christian Pellar. Buongiorno. Sì, buongiorno. Roana effettivamente è il territorio più esteso, un territorio che è molto diversificato e capace di raccontare il nostro territorio non solo come eventi storici, eventi naturali, territorio, tradizioni, culture, ma anche sa raccontare la diversità che possiamo offrire ai nostri turisti. Qui siamo al Forte di Punta Corbin, un esempio che è calzante in questo senso perché è un forte privato che è stato rivendicato e acquisito dalla famiglia Panozzo negli anni 40. Duro lavoro, molto sacrificio economico hanno permesso alla famiglia Panozzo di riportare alla luce questo bellissimo sito che sa raccontare per appunto la volontà di ricostruire del dopoguerra dei nostri cittadini, la volontà di raccontare un territorio e la storia. Non solo storia, tradizione, folklore, ma anche eventi. Sì, certamente è risaputo ormai che il comune di Roana sta investendo molto in ambito culturale e soprattutto sportivo e anche della stretta relazione che abbiamo costruito in questi anni con ACI. Nella storia sulle orme di Marinetti, così si apre la stagione estiva con questo grande evento qui a Roana. Sì, un grande evento, è uno dei primi eventi che vengono a toccare il nostro comune, un evento, una manifestazione che porta grande orgoglio, è molto pregiata e grazie alla collaborazione con ACI Vicenza abbiamo portato queste auto a visitare il Forte Corbin. Quindi oggi andiamo a legare quello che è il carattere turistico, culturale delle manifestazioni insieme al carattere sportivo. Ecco qua, senti, con la passione degli appassionati di motori, dei possessori di queste auto e moto d'epoca. Lui lo chiamano Lucky, ma in realtà è il grande campione Luigi Battistolli. Benvenuto signor Battistolli. Grazie a tutta l'amministrazione di questo comune che ci ospita. Sono arrivate su macchine di ogni tipo, di ogni genere. La Lancia Aurelia, che è una macchina che ha corso nel 1957 la 1000 miglia. La vediamo questa. Che la vedete qui. Questa è una macchina del 1979 che ha corso fino a poco tempo fa, è una macchina che ha una straordinaria linea, che è quella della Ferrari, ed è una macchina da corsa a tutti gli effetti, è fatta con tutti i criteri. È un evento importante perché al di là probabilmente dell'ospitalità di Forte Corbin,
assimila questa struttura storica a un evento culturale voluto da Filippo Martinetti, che è stato un grande scrittore e protagonista anche di un romanzo su questa struttura. 2 volte campione del mondo di rally, a questo evento non poteva sicuramente mancare Miki Biasion. Ciao Miki. Ciao a tutti. Beh, logicamente intanto è un piacere e un onore essere qui anche in qualità di vicepresidente dell'Automobile Club di Vicenza, che ha organizzato questo bellissimo raduno, manifestazione. È una forma di cultura, di far vedere ancora nelle strade le vetture che hanno fatto la storia non solo dell'automobilismo ma della tecnologia e del design, soprattutto italiano, quindi è veramente una grande soddisfazione avere tante belle macchine. Gianantonio Sinigaglia, voglio chiedere a lei perché sulle orme di Marinetti. Perché Marinetti, poeta futurista, al Forte Corbin soggiornò per diversi giorni nel 1918, negli ultimi mesi della Prima Guerra Mondiale, e ne parlò nella sua Il Cova d'acciaio, un romanzo vissuto in cui tracciò quelli che sono stati appunto gli ultimi mesi suoi di guerra. Ma che cos'è l'Alcova d'acciaio? Beh, l'Alcova d'acciaio non è il Forte Corbin. Per quanto lui lo citi 4 volte nel romanzo, è la sua Ansaldo Lancia, che era un autoblindo con cui nell'ultima parte del libro corre per il fronte ormai sfondato a Vittorio Veneto e per tutto il Friuli, celebrando chiaramente la vittoria italiana. Alcova perché nell'autoblindo si celebrava il matrimonio mistico tra lui e l'Italia, la sua vera amante. Giornata che rimarrà nel cuore di tutti i partecipanti, Cesare, e chiudiamo anche con un pensiero, proprio perché resti nel cuore. Sì, assolutamente, abbiamo voluto dare in dono a tutti i partecipanti questa scheggia, un residuo bellico che ci è stato gentilmente dato dal Museo della Grande Guerra di Canove, in modo tale che possano ricordare quello che sono stati ovviamente gli eventi della Prima Guerra Mondiale, ma anche il ricordo che abbiamo vissuto quella giornata di oggi. Una raggiera di eventi che si aprono e si possono trovare dove, Cesare? Sulle pagine Facebook e Instagram del Comune di Roana, sulle pagine Facebook delle varie Pro Loco del Comune di Roana e sulle brochure che si troveranno sul territorio altopianese. Grazie di averci invitato, per noi è stata un'emozione. Grazie a voi. E grazie gentili telespettatori di essere sempre così numerosi in nostra compagnia. Naturalmente io rinnovo l'appuntamento per la settimana prossima con itinerari turistici. Buona serata.